Ultima corsa del convegno per questa 19ª riunione che va a terminare con la 7ª corsa del premio Arpor. Andiamo a leggere i 12 partecipanti a questa corsa sul doppio chilometro, come vedete dalla posizione dell'autostart. Il numero 1 è Iaia Romolo Sani, il 2 It's Your Dream Zan con Maurizio Visco, il numero 3 Giulia Di Casei Giuseppe De Filippis, il 4 e invece è Intercity Matli con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, il 5 Ilaria Pisano Roberto Ruvolo, 6 Isotta Amato Sandro Miraglia, seconda fila Isarco Black Davide Di Stefani, con degli Ulivi Pepponi, Italia Indel Farolfi, Iteca DB con Nicola Salaconi e Isofacto Jet chiude con numero 12 Roberto Faticoni. La macchina allunga il passo, chiude le ali e siamo al via. Prova a difendere la corda Giulia Di Casei, ma al suo esterno c'è Intercity Matley, credo, che prova a sfondare. L'operazione non riesce, ci prova dal numero 6 Ilaria Pisana, che rimane però a vagare un po' in mezzo alla pista, in mezzo alla curva, mentre però Intercity Matley adesso si adagia alla corda e lascia quindi davanti effettivamente, definitivamente Giulia Di Casei. 15,4 i primi 200 metri, arriva Ilaria Pisana. Ilaria Pisana sfila al comando con accondiscendenza da parte dell'attuale leader Giulia Di Casei. E così abbiamo compiuto 400 metri, 33, Ilaria Pisana è davanti a tutti, dietro c'è Giuseppe De Filippis con Giulia Di Casei e poi abbiamo Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata con Intercity Matley. Gli altri stanno cercando di definire le loro posizioni, ma siamo ancora un po' mossi nelle Numero vicende 10, di questa corsa. 47 per i primi 600 metri. Perdiamo dalla corsa Italia Indal con Andrea Farolfi, che purtroppo è ricaduta nel suo errore ormai classico, quello di non riuscire a continuare un'azione definita con il trotto, e andiamo a seguire ancora la corsa. Siamo passati ancora agli altri 200 metri in 1 e 3 e sempre davanti a tutti Ilaria Pisana, seguita da Giulia Di Casei, poi abbiamo Isarco Black alla sua destra, poi dietro Isarco Black abbiamo Isotta Matto, all'interno di Isotta Matto abbiamo il numero 5 di Intercity Matley, si va piano, si va al ritmo di 1,23 con gli ultimi 400 metri in 33,1, ritmo di caccia, e questo può anche andare bene a Isarco Black, che ovviamente non ha da spendere troppo a seguire questa andatura, anche se si trova nella corsia esterna. Si continua ad andare piano, 32,8 stavolta gli ultimi 400 metri con un 15,9 nell'ultima frazione, e ora entriamo però nel momento clou della corsa, dove Ilaria Pisana dovrà dimostrare il suo effettivo valore. Ci sono delle rotture ancora e numero ora 7, Ilaria Pisana tende ad allungare qualcosa, Giulia Di Casei continua a seguirlo, è un po' in difficoltà Isarco Black, prova a rimanere incollato ai primi Intercity Matley, ma sembra una vicenda a due tra Ilaria Pisana e Giulia Di Casei quando siamo ormai a 350 metri dall'arrivo. È davanti a tutti, è sempre lui, sempre lei, Ilaria Pisana, che chiude l'ultima piegata dentro in retta d'arrivo, 15,4 per la curva, ci prova alla sua destra Giulia Di Casei, ma sembra in controllo assoluto Ilaria Pisana. Ilaria Pisana in questo, se vogliamo, rientro, una corsa fatta, un attimo di pausa e si è ripresa tutte le rivincite del mondo. 8,3,5,4 è l'ordine d'arrivo, 1,18,2, un 2,41 complessivo per chiudere questo ultimo evento della serata. Quindi Ilaria Pisana, Roberto Ruvolo, sia alla guida che all'allenamento di questa femmina di 3 anni da Louvre, e Violetta Pisana, di proprietà della Scuderia Altomare, si aggiudicano questa ultima corsa del convegno di questa sera. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 20:45, per la quarta tappa del Tommaso Grassi Driver Award.